Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Fine delle vacanze per molti italiani già sulla via del ritorno, ma i centri storici sono ancora affollati. Il sindaco di Catania incontra il turista svizzero investito da uno scippatore in fuga. Ho chiesto scusa a nome della città, le istituzioni gli sono vicine. 20 anni fa la scomparsa di Denise Pipitona a Mazara del Vallo. L'avvocato della famiglia punta alla riapertura del caso. Abbiamo tanti elementi. Ennesimo blackout al viale Kennedy lungo la playa di Catania. Il sindacato dei balneari denuncia: prima o poi ci scappa il morto. In 5.000 salutano Gigi D'Alessio che ha concluso il suo tour nello scenario di Capo Peloro a Messina. Calcio, stasera esordio casalingo per il Palermo, Rosanero al Barbera contro il Cosenza. Per il Catania domani big match al Massimino col Benevento. Il Trapani stasera ospita il Picerno al Provinciale. Inizia a settembre e per molti finiscono le ferie. I centri storici comunque sono ancora affollati da chi ha ancora un po' di tempo per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Sentiamo Francesco Triolo. Negli aeroporti e sullo stretto di Messina c'è chi va e c'è chi viene. Inizia settembre e si rientra dalle ferie. Per molti le vacanze sono finite. Vacanze finite o appena iniziate? Finiti. Sicilia, Ustiglia, muy bella. Si mettono le valigie nel bagagliaio, si torna a casa. Ci siamo trovati bene qui, però oggi è il giorno di ritorno. Ma c'è chi ha ancora un po' di tempo, così oltre ad una passeggiata ne approfitta per prendere un po' di sole, facendo anche un ultimo bagno. Sì, certamente quasi finite purtroppo, ritorniamo a Napoli. Com'è la Sicilia? È meravigliosa, ci sono stata 30 anni fa, ritornata e non ha deluso nulla di quello che abbiamo visto. Molto bella, siamo arrivati solamente ieri sera, quindi abbiamo molto ancora da esplorare. E per voi le vacanze finiranno quando? Io con l'università anche a ottobre inoltrato. E anche però in Sicilia giovedì. Sicilia piena di stranieri, ci dicono gli albergatori, anche se noi abbiamo incontrato tantissimi siciliani. Noi veniamo dalla provincia di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto. Valigia alla mano, si torna o si parte? Si torna. Dove? A Mister Bianco, Catania. E se qualcuno ha già finito le vacanze, qualcun altro continua a godersele su questo yacht. E per qualcuno le vacanze sono davvero finite, ma nel peggiore dei modi. Il sindaco di Catania, Trantino, ha incontrato il turista svizzero investito qualche giorno fa da uno scippatore in fuga. Gli ha portato le scuse da parte della città. Tonino De Mana. Ha trascorso una notte tranquilla, ha riposato e di buon mattino ha ricevuto la visita del sindaco Trantino che dalla sera dell'incidente è in stretto contatto con il turista franco-svizzero falciato da uno scooter in via Bicocca, pieno centro storico, durante una folle corsa dopo uno scippo. A rimetterci, come detto, è stato un ignaro passante, sfortunato per essersi trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Mattias, questo è il suo nome, ne avrà per 60 giorni e si trova ricoverato con fratture multiple all'ospedale Cannizzaro. Come sta Mattias? Mi ha detto che ha dormito serenamente, lui ha questa frattura scomposta di tibia e perone per cui ha subito un intervento, ha una frattura della clavicola e ha soprattutto un enfisema polmonare che è quello per il quale non è possibile trasportarlo perché avrebbe desiderato tornare in Svizzera. Era venuto qui, mi diceva lui, per vedere una città che gli stava piacendo tantissimo, che gli è piaciuta tantissimo, voleva ancora proseguire, lui è uno sportivo, quindi un amante delle camminate, dell'hiking, per questo voleva andare sull'Etna, ma non è possibile però pensare che possano accadere fatti come quelli che sono successi. Poi per carità succedono dappertutto, però è successo a Catania e questo mi dà fastidio. Mattias non vede l'ora di tornare a casa. In questi casi è comprensibile che emerga uno stato di frustrazione, emerge in me, figuriamoci in lui, quindi ho voluto rappresentare quale fosse la situazione e nello stesso tempo chiedere se potessimo fare qualcosa. Mi ci sto recando ogni giorno, continuerò a farlo anche nei prossimi giorni perché è giusto che avverta la presenza delle istituzioni. L'investitore, un 19enne di Mascalucia, è stato arrestato. Immediata e confortante quindi la risposta delle forze dell'ordine. L'episodio ripropone comunque il tema della sicurezza, più volte invocata dal presidente del CIDEC Costanzo. Prevedere subito l'installo di 2 posti
in centro storico per autoambulanze. È assurdo che si debba aspettare 35 minuti per avere un soccorso sanitario. Di sicuro servono uomini e mezzi. 20 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone a Mazara del Vallo. La madre, Piera Maggio, non si è mai arresa. Continueremo a cercare giustizia. L'avvocato della famiglia punta alla riapertura del caso. Ci racconta tutto Luca Ciliberti. Scomparsa nel nulla. Era il 1° settembre del 2024, Denise Pipitone aveva 4 anni ed era a casa della nonna in via Domenico Labruna a Mazara del Vallo, mentre la madre, Piera Maggio, era fuori. Denise gioca con un cuginetto, lo segue fino alla casa, distante pochi metri. La zia lo vede per un attimo, pensa sia tornato dalla nonna, ma la piccola da quel momento non si troverà più. La mamma non si è mai data pace e oggi, attraverso i social, a 20 anni dalla scomparsa, parla di dolore e di rabbia per l'insuccesso nel ritrovamento della figlia e per la mancata giustizia. I minori scomparsi vanno cercati e non dimenticati. L'avvocato Giacomo Frazzitta, che è stato da sempre a fianco di Piera Maggio, ancora oggi non ha dubbi sull'accaduto. Siamo dinanzi a un sequestro di minorenne. Che poi sia un sequestro e che oggi sia ancora viva è qualcosa che dobbiamo sperare e accertare, ma potrebbe pure essere dell'altro. Le ricerche sono state immediate, la pista principale è quella familiare. Tra le prime sospettate c'è Jessica Pulizzi, sorella della bambina da parte di padre, ma la ragazza, finita a processo, verrà assolta per insufficienza di prove. La riapertura delle indagini deve essere collegata ad accertamenti e a riscontri oggettivi. Il collante non l'abbiamo, chiaro che abbiamo necessità evidentemente di una testimonianza, di una dichiarazione. Ci sono alcune persone che certamente sono a conoscenza dei fatti. In questi 20 anni sono state decine le segnalazioni di avvistamento, ma il più importante resta quello del 18 ottobre 2004, quando un vigilantes filmò una donna rom con una bambina molto simile a Denise a Milano. Oggi il caso di Denise Pipitone resta uno dei misteri italiani. Cominceranno domani le autopsie sulle vittime del Basian, il veliero naufragato a Porticello, una tragedia costata la vita a 7 persone, consumate in pochi minuti, ha raccontato il marinaio Matthew Griffith, uno dei 3 indagati. La nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua, siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare quelli che potevamo. Ho svegliato il comandante che ha tirato fuori dall'acqua la bambina piccola e la mamma. I difensori degli indagati potrebbero chiedere 2 consulenze tecniche, una per valutare con precisione le cause del naufragio, l'altra per accertare se la bufera fosse prevedibile. Non c'è pace per il tratto di Letojanni dell'autostrada A18 Messina-Catania, dove si verificò nel 2015 una frana. Riaperto a luglio, costretto a chiudere di nuovo per lavori di messa in sicurezza. Il temporale e l'allagamento dello scorso 19 agosto di quel tratto di autostrada appena riaperto sulla A18 all'altezza di Letojanni ha fatto emergere difformità esecutive nei lavori appena conclusi. Così il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto da domani nuove limitazioni al traffico sull'autostrada all'altezza della galleria realizzata dopo la frana del 2015 per consentire l'esecuzione di alcuni lavori. Dalle 6 di domani e fino alle 20 del 27 settembre è stata disposta la parzializzazione della carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o sorpasso a seconda delle esigenze nel tratto compreso tra i chilometri 32 e 34 in entrambe le direzioni di marcia sia di giorno che di notte. Saranno istituiti il limite massimo di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso. La nota diffusa dal Consorzio per l'Autostrade Siciliane sembra collegare il provvedimento proprio all'allagamento del 19 agosto. È stato l'Ufficio Commissariale Governativo Regionale contro il dissesto a chiedere al CAS l'ordinanza di parzializzazione della carreggiata per la realizzazione dei lavori di messa in pristino e rimozione delle difformità esecutive nella realizzazione dei lavori. Autostrade Siciliane sul momento aveva attribuito l'allagamento ai detriti trasportati dalla pioggia che avrebbero ostruito le grate di scolo e aveva affermato che la rimozione degli ostacoli effettuata dagli operai aveva ripristinato il sistema di drenaggio. In occasione della riapertura, lo scorso 12 luglio, era stata preannunciata la necessità di ulteriori lavori poi rinviati per l'aumento dei veicoli in transito per la stagione estiva, lavori che è stato deciso partiranno domani. A Catania, Viale Kennedy, la strada che costeggia le spiagge della Playa è al buio per l'ennesimo blackout. Tonino De Mana.
Illuminato dal sole che acceca di giorno, totalmente al buio la sera. È la doppia faccia del viale Kennedy alla Playa che da diverso tempo e a tratti si presenta senza luce con evidente pericolo per automobilisti e pedoni. Il video che vi proponiamo è stato girato ieri sera ed inviato alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Le uniche luci sono rappresentate dai fari delle auto in transito e dalle torce dei telefonini dei passanti utilizzate per farsi notare e quindi per evitare di essere arrotati. Con grande amarezza ne prende atto il presidente del sindacato balneari Ragusa, nato e cresciuto proprio alla Playa. Da decenni attendavamo che questi lavori per l'illuminazione del viale Kennedy venissero realizzati e completati. Ora che finalmente ci sono, speriamo che non si debba aspettare il morto, un tragico evento, per poter fare in modo che funzionino, dato che spesso molti tratti sono bui per lunghi periodi. Gli fa eco Giuseppe Saffo. Sono queste le segnalazioni che ci arrivano, tanti ragazzi si muovono la sera, è bene metterli in sicurezza ed evitare che possano correre rischi inutili. Sembra che il costoso impianto di illuminazione mandi in sovraccarico la rete, causando i blackout. Sulla vicenda, è il caso di dirlo, sarà necessario fare luce. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie, vi mostreremo anche l'ultimo concerto di Gigi D'Alessio, a tra poco. Sono giorni di lavoro per uno street artist siracusano che sta provando a rendere più bello il parcheggio Talette di Ortigia. Vediamo il servizio. Un ecomostro, molti qui lo definiscono così, che si rifà il look almeno in parte. Lui è Carlo, un giovane street artist siracusano che sta riqualificando la facciata del parcheggio Talete a Ortigia. Ci voleva, sì, perché purtroppo non è in ottime condizioni e serviva un intervento che potesse renderlo un po' meno brutto. La parete è lunga 260 metri e questo forse è il murales più lungo in Sicilia. Il lavoro è stato impegnativo, è stata un po' un'impresa. Non ho mai fatto pareti così lunghe. Un'opera che guarda al G7 Agricoltura, che si terrà a fine mese proprio qui nel centro storico. Ci sono ovviamente varie tematiche ed argomenti nascosti nel muro, poi invito le persone a scoprirli. Però si parla di migrazione sia umana che vegetale, poi si parla di tanto altro, di equilibrio con se stessi, con la natura, del silenzio, che io reputo importantissimo e che spesso non si trova nei centri abitati. Ma se entriamo nel parcheggio troviamo altri murales, o meglio graffiti. Questi però ovviamente non sono autorizzati e poi non mancano i rifiuti. Degrado già denunciato dal nostro TG, ma vabbè, almeno qui fuori un po' di bellezza c'è. La storia della radio sbarca alla Villa Bellini di Catania con il DJ Time. Veronica Barbarino. It's DJ Time! 2 ore di festa con le hit anni 90, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, icone del mondo della radio e della dance italiana, hanno celebrato in una gremita Villa Bellini il loro DJ Time, uno dei programmi radiofonici di culto di Radio DJ tra gli anni 80 e 2000. Una serata intergenerazionale in cui 4 DJ si sono alternati dietro la console facendo ballare tantissimi presenti. Un viaggio nel tempo per i tanti amici della cassettina, ovvero coloro che negli anni 90 premevano il tasto record, quando alla radio passavano i brani più belli da dance flower italiane e internazionali e le registravano nelle loro audiocassette per poi riascoltarle nell'autoradio. A Messina adesso per l'ultima tappa del tour di Gigi D'Alessio che ha infiammato l'arena di Capopeloro, un viaggio lungo 30 anni per il cantautore napoletano. Buonasera Messina! Buonasera a tutti, grazie per essere qui.
Che bello, è sempre bello venire in Sicilia. Un abbraccio lungo 30 anni di successi. Il viaggio di Gigi D'Alessio ha fatto tappa a Messina all'Arena di Capopeloro, sold out per il suo Outdoor Tour 2024. 5.000 persone che hanno cantato a squarciagola i singoli del cantautore napoletano, dalle storiche Annaré e Un cuore ce l'hai, ai successi mesi degli anni 2000, Non dirli mai, cantati interamente dai fan, e Tu che ne sai. L'appuntamento messinese è stato quello di chiusura del tour di Gigi D'Alessio, partito da Piazza Plebiscito e dallo stadio Maradona a Napoli, che ha rivisitato alcuni dei suoi storici successi come Non mollare mai e Io vorrei, adesso impreziosite dalle partecipazioni di Ghe, Peché Elementino, Geolier, Ernia, Elodie, e sono proprio le note di Non mollare mai ad aprire la serata messinese, il viaggio nella carriera di Gigi D'Alessio. Tanta musica, tanta emozione, canzoni come Una notte al telefono, Como segna il corazon e Mon Amour, ma anche Opposto d'Annaré, una serata di musica ed emozioni sullo Stretto. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi la pagina sportiva, perché oggi Palermo e Trapani scendono in campo, il Messina invece sfiderà domani la sua partita. A tra poco. E siamo alla pagina sportiva. Stasera l'esordio casalingo per il Palermo, rosanero al Barbera contro il Cosenza. Marco Gullà. Il Palermo riabbraccia il proprio pubblico per la prima volta in questo campionato. I rosanero tornano al Barbera dopo aver giocato 3 gare in trasferta a conseguenza dei lavori all'impianto di Viale del Fante. Il Palermo stasera affronterà il Cosenza, squadra penalizzata di 4 punti pochi giorni fa e ultima in classifica. I rosa vogliono dare continuità ai primi 3 punti stagionali dopo la vittoria di Cremona, ma al Palermo serve una prestazione diversa rispetto a quella dello Zini, anche perché la partita sarà totalmente diversa. Al Barbera stasera oltre 25.000 spettatori. Siamo felicissimi, siamo felicissimi di giocare in casa finalmente. Sono sicuro che i nostri tifosi, come ci hanno sostenuto nelle partite in trasferta, in queste 4 partite in trasferta più o meno positive a livello di risultati, per ogni partita va giocata e quello che mi interessa è che la si giochi dal primo all'ultimo minuto, a prescindere da come si svolgerà durante. Vari indisponibili, assenti Bania, Lucioni, Verre e Apua. Convocato l'ultimo acquisto Leduaron. In avanti torna titolare Brunori assieme a Di Francesco e Insigne. In difesa Nicolao e Ceccaroni. Tra i convocati anche Segre. Fischio d'inizio alle 20:30. Il Palermo ricorderà anche Sol Bambà, ex rosanero, deceduto ieri sera all'età di 39 anni dopo una battaglia contro il cancro. Serie C, il Catania domani in campo con il Benevento, subito big match al Massimino. Marco Carli. 6 giocatori fuori lista: Monaco, Silvestri, Rapisarda, Celli, Zanellato e Chiricò. Un mercato di cui ha parlato abbondantemente il DS Faggiano in conferenza stampa con i nuovi volti che completano la rosa. Arrivando ieri e giocando lunedì, l'ossatura in generale, l'amalgama, non è facile trovarla in una settimana, però come è costruita la squadra è una squadra di ragazzi volenterosi e vogliosi di lavorare. Adesso la parola va al campo, dove i rossazzurri hanno fatto vedere di essere capaci di offrire un calcio propositivo e ben organizzato, merito di Toscano. Da verificare, forse l'incognita più grande, è l'apporto che potranno dare le punte. Con il Benevento lunedì, intanto a centrocampo non ci sarà Verna. Ha preso una botta Verna a Potenza, il giorno dopo non ha sentito nulla, poi ci siamo allenati, è andato a ricadere sulla costola e sta fermo purtroppo. Possibili scelte, importa ancora Beters, difesa con Ierardi, Di Gennaro e Castellini. A destra dovrebbe andare Guglielmotti, così come Sturare Di Tacchio potrebbero occupare i 2 posti a centrocampo con Anastasio a sinistra. Torna Carpani fra i trequartisti con Luperini, ma potrebbe fra i nuovi volti esserci spazio per chi si allena da tempo col gruppo, Montalto e Jimenez su tutti dunque, per giocarsi un posto là davanti, prevista la solita imponente cornice di pubblico al Massimino.
Impegno al provinciale stasera per il Trapani che ospita il Picerno Amarezza in casa Messina per la sconfitta a Cerignola. È stata la sorpresa della prima giornata perché ha rispedito a casa con 4 gol il Super Avellino. Il Picerno stasera ci riprova contro il Trapani, altra grande della Serie C, in un provinciale vicino al tutto esaurito. Lescano nel recupero a Foggia ha salvato i Granata, chiamati ad una prova convincente per proseguire la fase di crescita iniziata con la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Torrisi, in attesa di Silvestri, recupera in difesa Celiento che ha scontato la squalifica e si affida al 4-3-3, Seculin in porta, Valietti, Celiento, Gelli e Sabatino dietro, Caric, Carraro e Carriero a centrocampo, con Canutè in gran forma, Lescano e Falle in attacco. Il Picerno Persilongo in panchina e il capocannoniere Murano è ripartito da un aggressivo 4-2-3-1 griffato Tomei, con Sant'Arcangelo di punta. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Jacobellis di Pisa. In casa Messina, dopo la sconfitta di Cerignola, si pensa al Taranto, prossimo avversario al Francoscoglio, ma il viaggio in Puglia ha messo a nudo quanto già si sapeva. Con questo organico senza tifosi e con Sciotto ancora presidente, il cammino sarà tutto in salita. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.